Conto alla rovescia che si è esaurito per questa seconda corsa dall'Arcoveggio, una prova per puledri di 2 anni che non vincano 11.000 euro nella carriera. C'è parecchia qualità in pista, il favorito è Deus e K. 1 dell'Alba, VP dell'Annunziata, 2 Drago Capar, Francesco Facci, 3 Deus e K, Alessandro Gocciadoro, 4 Dumanè Dasti, Franco Ferrero, 5 Jinx, Alessandro Muretti, 6 Divina Trio, Marco Stefani, 7 Diana Piz, Giorgio Cassani, 8 Daino Toscano, K, Enrico Bellei, con l'allineamento che va a completarsi lungo la piegata di sinistra. Rimane favorito Deus e K, seguito Daino Toscano, K, poi la terza forza Divina Trio, poco avanti a Jinx, Dumanè Dasti e Drago Capar. Autostar che entra in dirittura e si va per partire con la solita velocità da parte di Dumanè Dasti, che va subito al comando, al largo Divina Trio, che potrebbe andarsi a presentare sull'arrivo di Franco Ferrero, che di solito corre di rimessa. Dumanè Dasti in vantaggio, Divina Trio che si presenta, passa al largo subito Deus e K, poi Drago Capar lungo la corda a precedere dell'Alba, Daino Toscano Chi all'esterno, ancora Diana Piz e Jinx. I primi 200 metri se ne sono andati in un comodo 15,4, attacca Deus e K su Divina Trio, la quale lascia il via libera all'avversario favorito della corsa, che con un quarto in 32 passa a condurre. Così Deus e K è il nuovo battistrada nei confronti di Divina Trio, poi Dumanè Dasti, quindi Drago Capar, ancora Daino Toscano Chi, mentre sbaglia dell'Alba, che lascia così alla retroguardia Diana Piz e Jinx. Si viene al passaggio davanti alle tribune con la fila indiana, con in vantaggio Deus e K. In seconda posizione Divina Trio, poi Dumanè Dasti, poi Drago Capar che sembra voler anticipare le mosse da parte di Diana Piz, ancora Daino Toscano Kei, un altro 32 frazioni costanti, quelle imposte dal leader Deus e K, che passa il primo chilometro in 1:15,7, mentre c'è la rottura di Jinx nelle retrovie. Intanto Deus e K continua all'avanguardia. Sembra muoversi Dumanè Dasti dalla terza posizione, va a lato di Divina Trio anticipando Diana Piz, rimasto invece alla corda Drago Capar, alla retroguardia sempre Daino Toscano, 1:36 3/4 di miglio, in vantaggio Deus e K, seguito da Divina Trio, a largo Dumanè, poi Diana Piz che cerca di venire in terza ruota a metà dell'ultima curva, la frazione della curva conclusiva passata in 15,4 da Deus e K, cerca di andare di dentro Divina Trio, poi Diana Piz, ancora Drago Capar e Daino Toscano, in vantaggio Deus che è stanco, va di dentro Divina, al largo c'è Divina Trio che passa e viene a vincere nei confronti di Diana Piz, al terzo posto Deus e K. 36 la chiusa, 1:15,4, ragguaglio cronometrico per il successo di Divina Trio. Marco Stefani per il training di Marco Azzaroni, la scuderia Trio ai colori, la figlia di Nadal Sheba e Sbirra Trio, che concede strada a Deus e K e lo trafigge in open stretch nel finale. Rivediamo nelle immagini la vittoria netta di Divina Trio, al secondo ancora una volta benissimo Diana Piz che finisce forte. Al terzo posto è ancora Deus e K a tenere a bada il finish di Daino Toscano Chi.